Buonasera a tutti, BCTV, che nuova de oggi, di 30 su mese di marzo 2026. Siamo Storinocche, in BCTV, in via Salvini numero 11, in Saida De Vizi, in Sabarbaggia De Vizi. Bene, può trasmettere a tutto il mondo, a tutto lo stile romanzioso del BCTV, cioè la traviema, la fischile, chi l'ha ascoltato in Australia e le ha fatto metà piacere e poi hanno visto pure l'evento che si è fatto in creata terapia e quindi aggradisco per metà. Bene, andiamo da innanzi sul sole, percorriamo per la Sabineata con i diretti sicuramente al massimo e andiamo a vedere come si presenta poi a Saida, si presenta poi, si presenta, intanto non accurziamo il microfono, fino si io chieste internet si bene, ma mentre lo puse a corso, esa lì come si vede si presenta bella, luminosa, che in quest'anno andiamo un po' più spartinata, insomma, che però si sono accurziane e di un poi non sul Zaravallo. Ecco qua una tela videata con la modeletta su Zaravallo e non ha infatti che calcola, ecco qua da Vinasa a sa strese calcolato poi spalazzata verso il batoro di chi grado temperatura minima massima e sese sa minima andiamo da innanzi al martis a un sabba viene da sa sotto poi un pacco zelata ma resta calcolato e cottorata a provare verso la Sulnica, da Sulnica saldua le tovi. Torrata a spalazzare, crasa 9 gradi sa massima e 15 gradi sa minima, quindi crasa basta, metta pul fritto de oie. Andiamo ad innanzi, ecco questa nostra spartita, che bisogna stata serisi, sabato 28 e domenica 29. Sabato 28 non interessa, domenica 29 andiamo a vedere, allora l'Ulesse Botti da calcio 4-0. Vitesse in belleata, ecco qua, Cagliari, calcio scusate, Vitesse 3-2 e purtroppo ha perduto la Vitesse, aia, e vabbè, 3-2, però insomma, vamos a recuperare in un'altra occasione, poi diamo la classifica, il suo giornale. Rammento sempre, primavera al Parco di Tepilora dal 13 al 19 aprile. Cominciamo con Unione Sarda, turismo, lo spettro dei prezzi, i rincari generalizzati, biglietti aerei in primis potrebbero rallentare la stagione. Bonifiche no fotovoltaico, Porto Torres, parco di 92 ettari, sì del Ministero, però no fotovoltaico, non si chiede su fotovoltaico si può sul terreno compromesso. Israele blocca la messa nel Santo Sepolcro, Trump valuta operazioni di terra e poi tanto altri articoli che dicono sposatare. I cagliaritani scoprono la cava di Savanzada. In coda e questa cava di Savanzada una coda inusuale di visitatori lungo la salita dei giardini pubblici a Cagliari. Centinaia di persone si sono dati appuntamento per scendere sottoterra. Per la prima volta infatti la cava di Savanzada ha aperto le sue porte al pubblico, svelando un ambiente rimasto nascosto per secoli. Appassionati e curiosi sono stati accompagnati dagli esperti del gruppo speleoarcheologico Giovanni Spano nelle grotte, nelle gallerie insomma. Si tratta della più grande cava sotterranea di estrazione di materiale da costruzione presente in città. Conserva molti misteri, si pensa che il suo utilizzo risalga almeno al XIII secolo con l'arrivo dei Pisani, quindi una cava veramente antica. Andiamo da innanzi, e questa è una pagina del San Nuova, turismo, il sorpasso, più stranieri che italiani, dati della regione, la stagione si allunga, aumentano le presenze.
E intanto noi che abbiamo un personaggio, la star della TV lettone arriva da Ardara, poi dimoslo di che si tratta. Sequestro dei fratelli Cassana, un pezzo di storia del banditismo. Nel libro l'aneddoto, le nuove verità sul rapimento del 1979. Tutti chi sono appassionato di questa cosa magari comprano la nuova Sardegna. Intanto vediamo la classifica. La classifica, l'Ulese praticamente squarta, l'Ulese a 41 punti, questo è un pacco dai secoli rispetto a Sosate che sono però da innanzi, però insomma intanto squarta. La Bittese 30 batte spunto, quindi la Bittese è 1, 2, 3, batte, schimbe, 6, 7, ottava. Complimenti a tutto canto, ecco no, che bisogna sacrare questa spartita, vabbè, la Bittese giocano anche su Macumele, giocano, quindi su Macumele mi pare che allora Macumele è prima in classifica, che in 60 punti, quindi insomma, c'è vista Iapuru, insomma, che sta prima in classifica, non è una vesseria. Vittoria casalinga di misura per Macumele, di misura pure, che supera la Bittese per 3-2 al termine di una partita molto combattuta. Sfida intensa tra due squadre con obiettivi diversi, il Macomer di Mister Marchi, capolista, non può permettersi passi falsi in un momento di grande lucidità in cui ogni gara è decisiva per la classifica. Dall'altra la Bittese, come le altre squadre di metà classifica, lotta per conquistare una salvezza tranquilla senza passare dal play-out. A sbloccare la partita e firmare il raddoppio è il solito Falchi, ancora una volta decisivo, in grande forma nelle ultime uscite. La Bittese però reagisce, riesce a riequilibrare il match grazie ai gol di Meloni e Forno, riportando il risultato in parità. Nel finale, a circa un quarto d'ora dal termine, arriva il gol decisivo. Cadau realizza il 3-2 e chiude definitivamente la partita. Un'altra prova di forza per il Macomer che continua la sua corsa in vetta senza calli di concentrazione. E invece allora l'Ulese Bottida, la Lulese travolge il Bottida e si gode la giornata perfetta di Pili, autore di 4 reti. Aia, bene. Andiamo da innanzi, facciamo il Atteru, allora siamo in provincia, nuova provincia, adesso Unione, allora studenti pronti alla fuga dall'isola e diffidenti verso la politica. La ricerca condotta dal liceo Sata coinvolge 8 istituti superiori cittadini. Hanno condotto una ricerca, tratteggiato un quadro a tinte fosche sul futuro centro Sardegna. Oltre 500 studenti che frequentano l'ultimo anno in 8 scuole superiori di Nuoro raccontano sulla generazione Z, ansiosa ma consapevole, dove la politica viene vista con distacco e il domani lontano dall'isola appare quasi una scelta irrinunciabile, almeno per il 70% dei ragazzi che hanno preso parte alla terza edizione del progetto Ricerca Sociale e Territorio, Giovani e Progetti Futuri, una ricerca realizzata da un gruppo di studenti del liceo Sata con il sostegno della Fondazione Sardegna e la collaborazione dell'impresa sociale Nuovi Scenari. Il report insomma non è tanto positivo. Grande festa dell'identità con il canto a tenore, questo è il Nugolo, gruppi di tutta l'isola al Teatro San Giuseppe col progetto Amparo. Grande festa dell'identità nel Teatro San Giovanni di Nuoro nella serata dedicata al canto a tenore. L'evento ha segnato l'atto conclusivo di Amparo, piano di salvaguardia che da dicembre ha attraversato l'intera isola. Davanti a una platea gremita, la serata di sabato è stata una vibrante consacrazione dell'arte che l'UNESCO riconosce come patrimonio immateriale dell'umanità. Il progetto, finanziato dalla Regione e attuato dall'ISLE, è in continuità con iniziative Modas e Isterridal, anticipando l'avvio di Ziradasa. Sul palco protagonisti giovani del tenore Nulesu, al tenore di Orgosolo, passando per Cunsonu
Andria Ninni di Tiesi, Concordo Fornesu, Concordo Sant'Ubacchisi de Bolottana, tenore del Santo Ioanne di Oniferi. La presenza dei giovani rappresenta un passaggio di testimone riuscito da un futuro a una tradizione millenaria. La serata, presentata da Bustiano Pilosu, ha offerto un panorama ricchissimo, impreziosito dal nuovo da suoni delle Nauneddas a Concordia, dai cantores di Irgoli, dalle performance dei poeti Dionigi Bitti, Giuseppe Porcu, Antonello Ru, Marco Melis, Danieli, Elia e va bene. ASL3 scommette sul medico legale, sul medico, scusate, digitale, portale per le prescrizioni farmaceutiche, questa è una bella cosa. Il progetto presentato agli operatori sanitari, uno strumento per migliorare la spesa farmaceutica attraverso la comunicazione di dati e informazioni tra aziende sanitarie e medici di base che prescrivono prestazioni e farmaci. Lo strumento medico digitale è un portale in grado di rilevare, monitorare e documentare i dati e l'attività prescrittiva dei medici sui farmaci attraverso un sistema di gestione online. A Nuoro si è svolto un incontro organizzato dalla farmacia territoriale della ASL diretta da Fabio Murino in collaborazione con i direttori dei distretti sociosanitari, rivolto ai medici di base e dell'Ascoto e ai pediatri di libera scelta. Bisemo, una bella cosa. Nuoro. L'Italia celebra Grazia Deledda, manifestazioni in tutto il paese si intende Italia naturalmente. Cultura e spettacoli, il sequestro dei fratelli Cassana, tra retroscena e indagini. Nel libro l'aneddoto, le nuove verità sul rapimento del 1979. In effetti, qualche cosa che non tornerà in questo sequestro, e come questo libro parecchi, Babbe Alluga Salucche, fu l'inizio della fine, il giorno in cui i fratelli Giorgio e Marina Cassana vennero liberati dopo il pagamento del riscatto ai loro rapitori. Cominciò a rompersi il castello dentro il quale si celano i volti misteriosi di quella che passò alla storia della cronaca nera come l'anonima sarda. Erano i momenti più bui dei sequestri di persona. Per l'esattezza era il 20 ottobre 1979, anno in cui nelle mani dei malviventi finirono ben 6 persone contemporaneamente. Quel giorno nelle campagne di Talana il prete gesuita di Sant'Ulusurgiu, Cosimo Onni, che svolge il ruolo di emissario, portò la valigetta con l'ultima metà del riscatto concordato. I banditi che si presero i 500 milioni di lire e il sacerdote riportò indietro i 2 ragazzi torinesi, figli di una benestante famiglia della borghesia della città sabauda. Le indagini portarono poi all'individuazione di alcuni uomini della banda, al successivo pentimento di Luciano Gregoriani e alla capitolazione di quelle insolite bande modulari che imperversavano su tutta l'isola. Fu in quei mesi che vennero piantati i semi del maxi processo all'anonima che sarebbe germogliato negli anni successivi per 10 sequestri di persona con 16 ostaggi. Nel precedente libro, L'emissario, casa editrice Alfa 2016, la storia del sequestro Cassana dal punto di vista di padre Cosimo Onni è stata raccontata dal nipote Paolo Oggiano, oristanese, dal sangue lussurgese, e da quel romanzo di esordio che prende le mosse il secondo lavoro letterario scritto a 4 mani dallo stesso autore e da Luciano Cavelli, colonnello dei carabinieri in pensione e protagonista di quel sequestro dalla parte delle forze dell'ordine, sempre attive per arrivare alla liberazione e poi
decisive per trovare i colpevoli. Quindi è un'inchiesta appassionata di questa cosa, non un libro da comprare. Ho fatto conoscere l'isola Riga e ora porto i lettoni ad Ardara. Roberto Meloni si racconta dagli studi a Sassari al successo nel paese baltico. Eurovision ballando il mezzogiorno finché ho deciso di staccare con la TV. E cioè come non mi terrà Pruso, no? Eurovision ballando il mezzogiorno finché ho deciso di staccare con la TV. E quindi in tutto il mondo quando dici Meloni viene in mente lei, Giorgia, la Presidente del Consiglio. In Lettonia no. A Riga c'è un Meloni più famoso della Premier, Roberto, originario di Ardara, classe 77, è star della televisione. Da 20 anni è protagonista sul piccolo schermo di quelli che in qualche modo sono gli epigoni lettoni di Amici ballando con le stelle, la prova del cuoco. Allora, sono gli epigoni lettoni di Amici ballando con le stelle, la prova del cuoco, eccetera eccetera. Un percorso artistico culminato nell'Eurovision che è iniziato per caso quando la dea bendata ha deciso che Meloni si sarebbe dovuto trasferire in Lettonia. E va bene, complimenti. Welfare, la Sardegna migliora ma resta ancora sotto la media. Tra le regioni del Mezzogiorno è quella che ottiene i risultati più soddisfacenti. Todde narra: siamo nella direzione giusta, manca, intende naturalmente Desiree, manca bene la programmazione. Costruiamo il distretto del sughero. La Giunta punta a valorizzare le produzioni. La settimana prossima verrà discussa una mozione in Consiglio regionale che mostreranno a rilanciare l'industria adesso austriaca. Il rilancio del settore della trasformazione del sughero è un tema molto caro alla Regione e con questo obiettivo metteremo in campo un impegno comune di concerto con gli imprenditori del comparto per istituire un distretto regionale del sughero in Sardegna che possa favorire la ripresa di questo tipo di industria. Bene, i numeri del turismo: il mercato si allarga e dominano gli stranieri. Tedeschi, svizzeri e francesi superano i visitatori italiani. Nell'ultimo triennio aumenta anche la durata dei soggiorni. L'ex-alberghiero non fa paura. Iniziamo la stagione con botto. Paolo Manca, Federalberghi, i clienti cercano qualità e servizi, quindi l'ex-alberghiero non è chiaramente competitivo come qualità e servizi chissà alberghiero. Manovra, internet manovra finanziaria, il paradosso dei soldi bloccati. L'isola non potrà investire tutti i 750 milioni previsti con la variazione di bilancio triennale. Voto in aula atteso a maggio. La Giunta obbligata per legge a non utilizzare una parte delle risorse recuperate a Roma. Cioè, praticamente le hanno recuperate su Inari ma non le può utilizzare. Centrodestra aspetta cossa. Amministrative delle danne a Sesto, attesa per la decisione dell'ex parlamentare. Sono onorato dalla considerazione che mi ha riservato il tavolo regionale del centrodestra. Michele Cossa non se l'aspettava che per Sesto, uno dei 3 comuni sopra i 15.000 abitanti, al voto del 7 e 8 giugno prossimi si arrivasse al suo nome per mettere d'accordo la coalizione sul candidato sindaco. Vabbè, insomma, non so quale vale De Pruso, come parlamentare o come sindaco. Fino a 500 euro per volare nell'isola
prezzi fuori controllo e sciacallaggio a voglia. Il caro carburante spinge in alto le tariffe, l'allarme delle associazioni. Turismo, la stagione parte col peso di guerra e rincari. Demolizione sarda, per le festività aprirà solo un terzo degli alberghi sardi, più arrivi per via della crisi, ma occhio all'inflazione. Il dilemma delle lancette, dalla Cina al Paraguay, tanti paesi hanno abolito l'ora legale, bisogna pensarne pure in Italia, risparmi energetici per 90 milioni, in Italia si riapre il dibattito, e va sempre, non ho compreso chi è contrario, ma comunque, qualcuno contrario basta essere. Bollette più care per famiglie e imprese, la spesa aumenterà di 15,2 miliardi. L'allarme della CGIA, il costo del gas è salito dell'81%, l'energia elettrica del 38%, pensate per un pacco, il gas ha aumentato dell'81%, cosa da non credere. USA pronti all'attacco di terra in Iran, Teheran, li aspettiamo per punirli, sta chi è o capolbarra, insomma. Pretende Barrosi no, che noi ha fatto, noi è stato meta regnante in cui sta dato il Barroso, truppe in missione per liberare lo stretto di Hormuz, tensione anche in Libano. Cortei vietati per gli anarchici, morti 91 fermi preventivi dalla questura, fermati agli accessi i gruppi che si sono comunque riuniti a Roma. C'è anche fatto una manifestazione in onore del conservatore anarchico che sono morto preparando una bomba, ma non belesana permessa. Il 13enne accoltellatore voleva uccidere anche i genitori, ecco qua come ne ha chiuso. Il ragazzino ha confessato il tentato omicidio della sua insegnante ed è stato affidato ai servizi sociali. Ha confessato senza esitazioni, mostrando una lucidità che preoccupa più dei fatti già noti. Il 13enne che ha accoltellato la sua insegnante di francese, Chiara Mucchi, 57 anni, dell'istituto di Trescore Balneario, è stato affidato ai servizi sociali e sarà inserito in una comunità. Il Tribunale per i minorenni di Brescia ha disposto interventi immediati per valutare il suo stato psicologico e contenere un disagio che alla luce degli elementi emersi appare profondo. Oh yeah, poverito. Nuovi raid su Teheran, centrata TV del Qatar, missili e razzi su Israele. Trump prepara l'invasione di terra. Il piano, settimane di operazioni mirate, negoziati in Pakistan per riaprire Hormuz. Oh yeah. Israele, per Pizzaballa, Santo Sepolcro vietato, non ve l'hanno fatto entrare. Domenica delle Palme senza messa, fermato il patriarca, sdegno di CEI, Roma e Parigi, poi Netanyahu fa dietro front, poi dopo accanto pare che van tornato a pensare, e quindi terminiamo il de goi, ritenova de oie, che sa musichetta de Vanni Chessa, ecco qua. E a mezzo il vedere di buona tutto da Bizzi TV e adioso e mezzo da casa. Intanto stiamo aspettando l'incontro, stiamo aspettando tutto il cerimoniale, il scravamento che ad Onzanno Bizzi TV l'ha a dare in diretta.